Lettera a un amico. Carissimo, mi dispiace con tutto il cuore dirtelo, ma se ora che sia siamo, che abbiamo fatto tutti e due il nostro tempo, è inutile scondersi. Ti ormai ti si arriva in fondo il tuo vivere e io non posso fare più niente per te. Sì, io so che sono stati i tempi speciali tra di noi altri due, ma adesso è tutto finito. Ieri mi attaccava a doppio filo, mi partì e ti parli. Non so quante volte sono io in soccorso di te e ti, nel limite delle tue possibilità e delle tue forze, mi hai sempre dato la mano. Non si poteva essere più amici, più disinteressati, più attaccati così. Quante volte siamo trovati e ora pronti a aiutarsi uno con l'altro. Ti in specie, quando che te stavi bene, te facevi in 4 e anche in 5 per me. Ti ricordi? Bei tempi, porca miseria, che non ti smentigheremo mai. Ma adesso non si può più vivere dei ricordi che essa un grastisso nell'anima e in vena ancora. Stago proprio male a dirti. Ma bisogna che insista e che te rendi conto che ti si esauriò, guarda, e non che c'è più speranza. Ho fatto i salti mortali per te, ma ormai è a finire. Non è cattiveria, credimi, ma a sto punto, caro mio, non avremo più niente da dirsi. Addio, vecchio inseparabile amico, addio per sempre, indimenticabile e insostituibile.